Eccoci mister, una brutta sconfitta, un 1-0 viziato da una irregolarità, almeno così è sembrato a tutti negli spalti, un'espulsione, lei è stato espulso, un'espulsione anche tra i giocatori, cosa è successo in campo? No, non è successo niente di particolare, la mia espulsione è stata solamente un piccolo equivoco con l'arbitro, insomma non mi capita molto spesso, ma a parte questo diciamo che la partita è stata molto combattuta e come lo si poteva immaginare il campo stesso portava un po' a questo. Abbiamo fatto un primo tempo secondo me dove non siamo stati bravissimi, poi quando abbiamo preso le misure abbiamo cominciato a fare il nostro gioco. C'è stato quell'episodio, ma ripeto, può parlare anche l'arbitro, anche guarda lì, insomma è stato l'equivoco clamoroso, ma ripeto. Sì, siccome è l'episodio chiave che ha determinato poi il risultato finale. Insomma, guarda lì ha alzato la bandierina e poi l'ha abbassata, è chiaro che quando qui l'ha alzata, i giocatori sono tutti fermati e poi l'ha abbassata, però ripeto, possono sbagliare anche loro, cioè, è chiaro che perdere 1-0 per un episodio un po' particolare così, un po' male, anche se ripeto ci sta anche il ruolo dell'arbitro. Sì, però io insisto su questo perché Guardalini ha abbassato la bandierina, ma quando l'arbitro è andato lì ha mantenuto o ha cambiato versione? No, rispetto Guardalini ha alzato la bandierina e poi l'ha abbassata. Andando invece sulla partita... Non ho idea, però ripeto, ci sta, possono sbagliare anche loro, non è una cosa... Poi nel secondo tempo ce abbiamo fatto del nostro meglio, abbiamo creato tante situazioni, magari ci voleva anche forse un pizzico di lucidità in più, un pizzico anche di fortuna in più, che non abbiamo avuto, però ci abbiamo provato fino al 90esimo, la squadra anche fisicamente ha dimostrato di stare bene. Io accetto con rammarico questa sconfitta proprio perché è maturato in un episodio un po' particolare, però ripeto io la prestazione è stata soprattutto nel secondo tempo più che accettabile da parte del Portogallo. Sembra che la sorte ci abbia voltato alle spalle. Domenica si poteva uscire addirittura vincitori dal Mechia e si era primi in classifica, adesso invece stiamo qua a parlare di 2 sconfitte consecutive. Bisogna comunque trovare la forza di rialzarci e così? Ma io penso che queste 2 partite ci ha penalizzato il risultato, non la prestazione. Anche se oggi il primo tempo non sia stato soprattutto il primo quarto d'ora non bravissimo. Io rimango sempre dell'opinione che poi le partite possono essere risolte a favore o contro da episodi, però parlare di fortuna e sfortuna nel calcio non esiste. La fortuna va cercata, probabilmente in queste 2 partite non l'abbiamo cercata a sufficienza. Ripeto, ma questo a me interessa ben poco, a me interessa la prestazione e diciamo che il rammarico di oggi è che perde 1-0 per un episodio diciamo particolarissimo, insomma in tanti anni non ho ricordi di una cosa del genere, fa un po' male, però ripeto, l'errore come lo posso fare io, lo possono fare i giocatori, lo può fare anche l'arbitro Guardalini e accettiamo con serenità questa sconfitta. Un'ultima cosa, anche se giro il dito nella piaga, lei è stato espulso per proteste? Sì, ho protestato perché ho detto all'arbitro che io ai miei ragazzi dico di non protestare e la loro panchina ha protestato dal primo all'ultimo minuto e loro sono stati premiati. Allora mi sono permesso di dire questo all'arbitro. Grazie.